Benvenuti all'Almanacco. Oggi è mercoledì 22 aprile 2026. Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 20. La luna si leva alle 9:08 e cala a mezzanotte 51. Oggi si celebra San Leonida. Il nome Leonida è un classico intramontabile che ci riporta alla storia greca e al leggendario re di Sparta. Deriva infatti dal greco antico e significa letteralmente simile ad un leone. Il 22 aprile il mondo intero si unisce per l'Earth Day, la giornata della Terra. Nata nel 1970, questa celebrazione è diventata il più grande evento civico del pianeta. È un momento fondamentale per sensibilizzare l'importanza della conservazione, riflettere sulle nostre abitudini e spingere verso uno sviluppo che sia davvero sostenibile. Un vero e proprio appello globale, agire oggi per proteggere la nostra casa domani. Ambra Angiolini festeggia oggi 49 anni. Dalle cuffie di Non è la Rai, che la resero un'icona generazionale degli anni 90, Ambra ha compiuto un percorso artistico straordinario. Infatti oggi è una delle attrici e conduttrici più stimate del panorama italiano, capace di passare con naturalezza dal cinema d'autore al ruolo di giudice in grandi show come X Factor. Il bambino d'oro Kaká compie oggi 44 anni. Leggenda del Milan e del calcio mondiale, nel 2007 ha toccato l'apice vincendo Champions League e Pallone d'Oro. Un campione amato non solo per i suoi strappi palla al piede, ma per la sua correttezza esemplare dentro e fuori dal campo. Mara Maionchi celebra oggi i suoi 85 anni. Icona della discografia, ha scoperto talenti immensi come Tiziano Ferro e Gianna Nannini. Con la sua schiettezza proverbiale e la sua simpatia travolgente, Mara è un pilastro della televisione italiana e ha dimostrato che l'occhio per il talento non invecchia mai. Il 22 aprile 1909 nasceva a Torino Rita Levi Montalcini, donna di una tempra e un'intelligenza fuori dal comune che dedicò la sua vita alla scienza nonostante le leggi razziali e le difficoltà del dopoguerra. Nel 1986 ricevette il premio Nobel per la medicina grazie alla scoperta del NGF, il Nerve Growth Factor, una proteina fondamentale per il sistema nervoso, che ha così aperto le strade cruciali della lotta contro l'Alzheimer ed i tumori. Stelle cadenti o sassi spaziali? Nello spazio si muovono continuamente frammenti di roccia, ghiaccio e metallo, ma come distinguerli? Gli asteroidi e le comete sono giganti del sistema solare, i meteoriti invece sono frammenti più piccoli. Quando entrano nell'atmosfera e bruciano, creano la scia luminosa che chiamiamo meteora o stella cadente. Se il frammento riesce a sopravvivere al calore e tocca terra, prende il nome di meteorite. Facciamo un salto indietro al 22 aprile 2021. In quel periodo l'Italia cercava di uscire dalla fase più acuta della pandemia ed il governo introduceva una misura diventata simbolo di quei mesi, il coprifuoco. Una decisione che ha profondamente segnato la vita sociale, le abitudini e le attività economiche degli italiani, diventando parte integrante della nuova normalità di allora. Chi è un pusillanime? Il termine deriva dal latino pusillus, piccolo, e animus, animo. Indica quindi chi ha uno spirito piccolo e chi per codardia evita di prendere posizione o di affrontare le proprie responsabilità. Un esempio celebre sono gli ignavi di Dante, cioè coloro che in vita non furono né buoni né cattivi ma pensarono solo a se stessi senza mai schierarsi. Odilon Redon, maestro del simbolismo francese, visse un'infanzia solitaria e malinconica che riversò nei suoi celebri Neri, dei disegni a carboncino che esplorarono il mondo dei sogni e dell'inconscio. La sua follia artistica consisteva nel saper dare forma all'invisibile, invitandoci a guardare oltre la realtà oggettiva per confrontarci con i misteri più profondi e oscuri dell'animo umano. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Quando muore il corpo sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato. Con l'augurio di lasciare ogni messaggio positivo in tutto ciò che farete, io vi ringrazio per essere stati anche oggi qui con me. Io vi aspetto domani sempre qui per una nuova pagina dell'Almanacco e tante curiosità da scoprire assieme. Buona giornata dalla vostra Jaire.